tutti, buonasera, buonasera. Oggi culto Thanksgiving, quindi sappiamo che è un culto da ringraziamento, un culto dove siamo qua per ringraziare il nostro Signore. Sono sicuro che durante il culto avremo diversi motivi per ringraziare il nostro Dio, avremo anche delle dinamiche qua in cui faremo proprio un ringraziamento molto specifico per tutto quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18, che così possiamo iniziare il nostro culto. Leggendo questo versetto, che dice così: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Magari nella nostra vita è un po' difficile, no? Perché gli esseri umani hanno proprio voglia di crescere, hanno proprio voglia di avere un qualcosa in più nella vita. Però tante volte ci manca proprio la gratitudine, non solo verso le persone, ma soprattutto verso il nostro Dio. Siamo magari abituati a vedere solo quello che ci manca piuttosto di vedere esattamente quello che abbiamo nella nostra vita. E questa è una cosa che tante volte pecchiamo. Cioè, piuttosto di ringraziare il nostro Signore, piuttosto di ringraziare per tutto quello che Lui sta facendo, per tutto quello che ha già fatto verso di noi, magari puntiamo, e per noi è una cosa molto difficile da accettare, ma soprattutto perché, come dicevo, gli esseri umani sono così. Perché noi tante volte, piuttosto di vedere esattamente quello che noi abbiamo già nella nostra vita, focalizziamo soltanto su quello che non abbiamo ancora. Però oggi è proprio una chiamata da rivolgersi proprio per quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e per tutto quello che farà ancora. Amen. Quindi preghiamo per iniziare. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo qui stasera ringraziarti, Signore, per tutto quello che hai fatto verso di noi, per tutto quello che stai facendo verso di noi. E vorrei in questo momento ringraziarti per la benedizione, Signore, di avere la vita, di avere salute e di poter, Signore, servire te. Nel nome santo di Gesù, che tutto quello che faremo qui stasera possa essere veramente, Signore, un atto di gratitudine verso di te. Il culto che verremo ad offrirti, che sia veramente un culto, Signore, dove possiamo dire con le nostre parole, con le nostre attitudini, Signore, che tu sei il Signore della nostra vita e che vogliamo veramente ringraziarti per tutto quello che sei. Nel nome santo di Gesù, che tu possa, Signore, veramente ricevere il nostro culto, la nostra adorazione, tutto quello che abbiamo, nel nome santo di Gesù. Così che tutto quello, Signore, che il nostro cuore desidera questa sera possa innanzitutto essere messo proprio davanti al tuo altare, affinché tu possa darci le direttive e le direzioni giuste per la nostra vita. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nome del Signore, che possiamo gioire in questo momento alla sua presenza e gioire della possibilità di ringraziarlo insieme a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle. E facciamo una cosa che di solito è domenica che si fa: togliamoci dai nostri posti, spostiamoci, andiamo a salutare le persone che sono attorno a noi, le persone anche che sono lontane. Diamo un abbraccio a queste persone, una parola di benedizione. Levanta lui la voce.
attraverso il ringraziamento che questa sera offriremo al Signore noi possiamo vedere la sua gloria nelle nostre vite, che possiamo essere ripieni di gioia per la sua presenza nelle nostre vite e che Lui possa fare grandi cambiamenti in noi, che possa fare grandi miracoli attraverso le nostre vite e nelle nostre vite. Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Paparapara, pararara, parara, paparapara, pararara, paparapara, pararara, paparapara, pararara. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome. Adesso voi? Voglio vedere adesso il suo alzo le mani Ancora? il suo nome perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, loderò il suo nome, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Amen. Gloria a Dio. Signore Padre, che adesso noi possiamo ricevere la tua parola, Signore, che tu possa usare il predicatore, la vita di Junior, per poter parlare ai nostri cuori, Signore, che noi possiamo approfittare di questa serata per avvicinarci di più a te, Signore, che possiamo approfittare di questo momento per stare insieme, stare in comunione, apprezzare soprattutto il fatto che siamo una comunità e che non siamo soli, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi in questa settimana, in questo mese, in questo anno che sta quasi finendo, Padre. Sono sicura che ognuno di noi
ha un motivo per il quale ringraziarti, ognuno di noi ha un motivo per il quale possiamo essere certi del tuo amore verso di noi, Signore. E che noi possiamo continuare quest'anno e iniziare il prossimo con un cuore pieno di gratitudine verso di te, con un cuore pieno di volontà di adorarti, di onorarti e di essere usati da te, Signore. Ti ringrazio per tutto, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera. Bello. Buonasera ragazzi. Grazie. Buonasera anche a voi. Ci sono gli slide? Ecco. Leggiamo insieme il testo di Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal 12 al 28. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazia, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si lega questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Preghiamo. Padre, questa sera vorrei chiederti, Signore, di parlare al nostro cuore, che possiamo lasciare fuori tutti i pensieri che ci portano che ci trascinano durante la settimana, che magari ci impediscono di avere un rapporto vicino con te, che possiamo dedicare il nostro tempo, questi paio di minuti che saremo qui insieme, come famiglia, ad ascoltare la tua parola. Parla al nostro cuore, Signore, in nome di Gesù. Amen. Thanksgiving. Mi ricordo che l'anno scorso è stato Miguel a predicare durante il Thanksgiving. Vi ha raccontato un po' della storia. Spero che vi ricordate, giusto? Ecco. Ma è una data molto interessante, diciamo. Un giorno da ricordare, di ringraziare il Signore per quello che ha fatto nelle nostre vite. Quest'anno possiamo dire che abbiamo avuto un paio di difficoltà nella vita della nostra Chiesa, ma anche bei momenti. Sicuramente è stato lo stesso anche per ciascuno di voi qui, no? Belli momenti, altri non tanto.
Ma è così, non possiamo evitare i problemi, possiamo affrontarli. Quando siamo per finire un anno e siamo già a fine novembre, fra poco finisce il 2025, di solito ci fermiamo un attimino per ragionare un po' come abbiamo trascorso quest'anno, no? Cosa è successo a ognuno di noi. Il testo che vedremo stasera, che è giustamente quello che ha letto Miguel e abbiamo letto insieme, 1 Tessalonicesi 5:18. Cercheremo di approfondire un po' su questo versetto e capire tutto quello che comprende rendere grazie in tutto. La chiesa di Tessalonica, a cui Paolo ha scritto questa lettera, se andate a leggere il libro di Atti degli Apostoli, capitolo 17, Paolo voleva andare in Asia, è stato impedito dallo Spirito Santo, ha avuto una visione di un uomo che chiedeva aiuto in Macedonia, vieni a Macedonia e aiutaci. Ha iniziato ad andare fin lì, è passato a Filippi. Filippi è stata la prima chiesa in Europa. Da Filippi è arrivato a Tessalonica. Non ha potuto restare per molto in quella città perché ha dovuto scappare in fretta per non essere forse incarcerato, ucciso, non lo so. È scappato da lì, è andato a Berea, poi a Atena, da Atena a Corinto. C'è una mappa, non so se riuscite a vedere, Filippi, Tessalonica, la seconda freccetta, e poi Corinto qui giù. È stata a Corinto che Paolo ha scritto questa lettera ai Tessalonicesi. Perché? Durante questa fuga, possiamo dire così, erano in tre, Paolo, Sila e Timoteo. Paolo ha chiesto a Timoteo di ritornare a Tessalonica perché, avendo poco tempo in quella chiesa, non ha potuto insegnare proprio tutto, non ha stabilito una leadership in quella chiesa. Quindi Timoteo ritorna lì, aiuta quei fratelli e poi viene a trovarmi. Timoteo ha fatto tutto questo. A Corinto ha incontrato Paolo e molto probabilmente o lo ha consegnato una lettera o lo ha detto a parole quello che succedeva nella lettera nella chiesa di Tessalonica. Probabilmente, da quello che riusciamo a capire leggendo la lettera, Paolo ha disposto alcune domande di quella chiesa, soprattutto di natura escatologica, il fine del mondo. Ha anche cercato di istruirli su alcuni aspetti della chiesa e esortare. E arriviamo a questa istruzione ecclesiastiche, le istruzioni di come una chiesa deve comportarsi. È il testo che abbiamo letto dal 12 in poi. Tra tutte queste istruzioni di come una chiesa deve essere, come un cristiano deve comportarsi, c'è proprio il verso 18. In ogni cosa rendete grazia, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Su questo versetto possiamo sottolineare tre aspetti, 3 punti. Il primo è che è un ordine. Il verbo è nell'imperativo, quindi non abbiamo scelta di non farlo. Dobbiamo ringraziare a Dio in ogni cosa. Posto? Capito? È il più semplice, più corto. Un ordine che dobbiamo eseguire. Il secondo punto, questo è un po' lunghetto, è che non dobbiamo rendere grazie per ogni cosa, ma in ogni cosa. E cosa vuol dire questo? Qual è la differenza? Io non rendo grazie magari per un crimine che è appena stato
appena capitato davanti a me, oppure a confronto di me, qualcuno mi ruba, io ringrazio perché sono stato derubato. Non è questo, ma ringrazio a Dio perché nonostante tutta la malvagità, tutto questo casino di mondo, noi abbiamo un Dio che è giusto, un Dio che è santo, un Dio che è sovrano e un Dio che è misericordioso. Non riusciamo a capire come Lui guida il mondo e le cose che capitano in questo mondo, ma possiamo essere tranquilli perché Dio ci prende cura di noi, anche quando non capiamo. La parola utilizzata da Paolo per ringraziare, di solito nel Nuovo Testamento è utilizzata quasi sempre verso Dio. Questa gratitudine che dobbiamo avere verso Dio non è un sentimento, ma un stato di obbedienza. Noi riusciamo a farlo soltanto se riusciamo a depositare, no, come si dice in italiano, se riusciamo a deporre, grazie, la nostra gioia, la nostra felicità in Dio. Se non riusciamo a fare questo, difficilmente riusciremo a ringraziare Dio per le cose che magari non riusciamo a capire, le cose che forse per noi non sono un bene. Ringraziare a Dio non è condizionato alle circostanze o alle cose che ci capitano, ma è condizionato alla gioia che abbiamo in Cristo Gesù nostro Signore. Non è per caso che l'origine della parola grazie e gioia sono la stessa, sono collegate. Perciò non è rendete grazie quando le cose vanno bene, non è rendete grazie quando siamo felici, contenti, non è rendete grazie quando ci arrivano le benedizioni, ma è rendete grazie quando le cose vanno male, rendete grazie quando siamo tristi, quando i nostri sogni vengono frustrati, e rendete grazie quando magari perdiamo persone che amiamo. Questo vuol dire rendere grazie in ogni cosa. I fratelli della chiesa di Tessalonica, quando Paolo ha scritto la lettera a loro erano perseguitati. Anche loro correvano rischi di vita. E Paolo scrive a queste persone dicendo: rendete grazie. Non si è, tra virgolette, si è importato con quello che stavano passando. Non è che non si importava, ma è quello che voleva dire che nonostante tutte queste persecuzioni, nonostante tutte le difficoltà che state trovando, rendete grazie. Trovate la gioia per rendere grazie al Dio. Forse quando perdiamo qualcuno che amiamo, un caro amico, un familiare, forse questo sia il momento più difficile da trovare gioia, da ringraziare. Ma spesso questo sentimento viene non solo per la perdita, ovviamente anche per la perdita, ma spesso perché sentiamo di non avere forse trascorso tempo abbastanza con quella persona, oppure di non aver dato il dovuto valore a quella relazione finché non abbiamo perduto quella persona che amiamo. Questo può capitare a qualsiasi momento. Anche nella vita della Chiesa è così. Magari avete persone in chiese che durante quest'anno magari vi hanno aiutato, vi hanno esortato, vi hanno incoraggiati, steso una mano, pregato per te in un momento di difficoltà.
E come faremo a ringraziare Dio se non riusciamo magari a ringraziare le persone che sono accanto a noi? E spesso non lo facciamo. Perciò facciamo una pausa nella predica e vorrei invitarvi ad alzarsi. Alzatevi, vai. Forza ragazzi, siete giovani. Magari qui c'è qualcuno che è stato importante per voi in quest'anno, durante la vostra vita. Andate da questa persona, dai un abbraccio a questa persona, ringrazia per la vita di questa persona, salutala. Bene? Iniziamo dalle piccole cose, iniziamo ad essere grati per le persone che ci circondano, per le piccole cose che ci capitano. Ok? Purtroppo la caduta, il peccato che è entrato nel mondo ha portato conseguenze a questo mondo in cui viviamo. Dolore, sofferenze, malattie, morti. E è in mezzo a queste situazioni che a volte ci poniamo la seguente domanda: ma è possibile veramente avere un cuore grato a Dio in mezzo a una tragedia, in mezzo a una perdita, in mezzo a qualcosa di molto brutto che è successo a me? E la Bibbia è piena di storie che ci raccontano di sì. Abbiamo ad esempio la storia di Giobbe. Ogni tanto porto la storia di Giobbe perché mi piace tantissimo e abbiamo veramente tanto da imparare con lui. Potete sedervi, scusate. E la storia di Giobbe in questo aspetto è interessante perché proprio all'inizio del libro vediamo che lui ha perso tutto: famiglia, animali, gli amici che dicevano di essere amici, ma non è stato proprio così. La moglie non si è comportata molto bene con lui. Ma nel verso 20-21 dice: allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono venuto al mondo
e nudo ne uscirò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Nel libro di 2 Samuele, capitolo 12, versi 19 e 20, Davide, che in quel periodo aveva il figlio possibilmente neonato malato, vediamo cosa dice il testo. Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore, vi si prostrò. Tornato a casa sua, chiese che portassero da mangiare e mangiò. Questa parola che dice che Davide si prostrò non è soltanto un inchinarsi, ma è prostrarsi davanti a Dio in adorazione. Davide, che aveva appena perso il suo bambino, è andato ad adorare a Dio. Non fu la tragedia portare Davide ad adorare Dio, ma la consapevolezza che Dio è giusto e che ha sempre il meglio per noi. È difficile da capire, ma se riusciamo a deporre la nostra gioia, la nostra felicità in Cristo Gesù, riusciamo a trovare gioia nei momenti più brutti delle nostre vite. Salmo 145, da 1 a 3, scritto da Davide, dice: io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Uomini come Giobbe e Davide sapevano esattamente chi era il nostro Dio. Avevano deposto non solo la loro gioia, ma la loro vita nelle mani di Dio. Tutto quello che avevano non apparteneva a loro, ma a Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. È per questo che ancora l'Apostolo Paolo, quando è scritto ai Filippesi, capitolo 4, da 4 a 7, ha detto: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. Anche nelle afflizioni, anche nelle suppliche, le nostre preghiere devono essere accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La nostra gratitudine è direttamente collegata a in chi deponiamo la nostra allegria, la nostra gioia. Se abbiamo un cuore grato a Dio, la pace di Dio custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri. Ok, abbiamo capito che nella Bibbia ci sono diversi esempi di uomini che sono riusciti, nonostante le avversità, le difficoltà, loro sono riusciti a ringraziare, ad adorare a Dio per quello che gli era capitato. Ma parliamo di noi. Riusciamo veramente a farlo? Chi era presente nel culto della Riforma Protestante? Alzate le manine. Molti di voi no. In quel culto vi ho raccontato un po' di quello che è successo ad alcuni dei padri della Chiesa. Tra quelli Policarpo di Smirne. Non entrerò nel dettaglio della storia per non allungarmi, ma quell'uomo che scappava era stato perseguitato a un certo punto, perché ha saputo che uno dei suoi amici è stato catturato, è stato torturato, ha deciso di smettere di scappare, di aspettare i persecutori ad arrivare a lui. Una volta arrivato, ha offerto cibo a quelle persone
gli ha chiesto soltanto di fare una preghiera a Dio. Poi quest'uomo è stato catturato, è andato in giudizio. La domanda era semplice: rinneghi il tuo Dio e ti lasciamo andare, o continua a fare ciò che fai e finirà per essere bruciato vivo. Lui ha deciso di essere martirizzato, di morire bruciato, e mentre si preparavano per accendere il fuoco, la sua preghiera è stata questa: Signore, Dio Onnipotente, Padre del tuo Figlio amato e benedetto Gesù Cristo, per mezzo del quale riceviamo la conoscenza del tuo nome, Dio degli angeli, delle potenze, di tutta la creazione e di tutta la generazione dei giusti che vivono alla tua presenza. Ti benedico per avermi giudicato degno di questo giorno e di quest'ora, di prendere parte tra i martiri e del calice del tuo Cristo, per la risurrezione alla vita eterna dell'anima e del corpo, nell'incorruttibilità dello Spirito Santo. Con loro possa oggi essere ammesso alla tua presenza come sacrificio gradito, come hai preparato e manifestato in anticipo e come hai realizzato a Dio, senza menzogna e veritiero. Per queste e per tutte le altre cose ti lodo, ti benedico, ti glorifico per l'eterno e celeste sacerdote Gesù Cristo, tuo Figlio amato, per il quale sia resa gloria a te, con Lui e lo Spirito, ora e nei secoli futuri. Amen. Questa è la preghiera di un uomo che era già sul falò, come si dice? Dove si mette il fuoco? Rogo. Era già sul rogo. Probabilmente i suoi ultimi minuti di vita, e ha deciso di ringraziare Dio per quello che lui ha creduto un privilegio, essere martirizzato per quello in cui credeva, nel bene e nel male. Ma allora rendere grazie in ogni cosa potrebbe essere che Paolo dicesse rendete grazie anche nei momenti brutti, no? Perché quando le cose vanno bene tutti ringraziamo, giusto? Sì? Non è questo che la Bibbia ci dice. Nel libro di Osea, capitolo 13, versi 4 a 6, dice così: eppure io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande aridità. Quando avevano pastura si saziavano. Quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva. Perciò mi dimenticarono. Questo perché, anzi, è per questo che nel libro di Deuteronomio, scritto da Mosè, probabilmente nei suoi ultimi giorni, settimane di vita, Mosè ha scritto il seguente, capitolo 8 di Deuteronomio, dal 10 al 14. Mangerai dunque e ti sazierai, e benedirai il Signore il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Mosè ha scritto questo per una generazione che non aveva visto non avevano vissuto il periodo di cattività in Egitto, non aveva visto la liberazione del popolo dell'Egitto, non aveva visto il mare che si apriva, una generazione che non
non ha visto il manà nel deserto, la manna, no? Si dice, nel deserto. Non ha visto un sacco di cose che Dio ha fatto a quel popolo. E Mosè ha voluto ricordare quelle persone, nonostante voi non avete visto questo. Conoscete la storia, sapete cosa i vostri genitori hanno vissuto. Ricordatevi, altrimenti quando la vita sarà buona vi dimenticherete. E cosa è successo al popolo di Israele? Come ha detto Osea, si sono dimenticati. Abbiamo la falsa idea o l'illusione che quando le cose vanno bene è molto più facile avere un rapporto con Dio, ma non è così. È proprio quando le cose vanno bene nella nostra vita che ci allontaniamo, che dimentichiamo. E è per questo che a volte le cose brutte devono capitare. Da ricordare che abbiamo un Dio e che non è attraverso le nostre forze, non è attraverso il nostro sforzo, ma è attraverso dalla sua grazia che possiamo trovare gioia, trovare la vera felicità. Posso chiedere al gruppo di lode di venire? In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. L'ultimo punto che possiamo sottolineare di questo versetto è proprio la parte finale, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù. In Cristo Gesù noi abbiamo già ricevuto il dono più prezioso. In Cristo Gesù noi abbiamo già ricevuto tutto quello che ci serve. Se riusciamo ad avere questo in mente, a ricordarsi ogni giorno, in ogni momento, non ci serve nient'altro. La volontà di Dio è che la sua Chiesa possa riconoscere questo dono e rendere grazie in ogni cosa. Non solo perché Lui ci ha ordinato di fare, ma perché capiamo il suo sacrificio per noi. Abacuc capitolo 3 versi 17 e 18 dice: poiché il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nell'estate. Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nel Dio della mia salvezza. Rendere grazie non è sentirsi bene, è obbedire bene, riconoscendo che la grazia di Dio è in ogni dettaglio della nostra vita. Preghiamo. Padre, che possiamo avere il cuore più grato a Te, Signore, che possiamo essere in grado di riconoscere anche le piccole benedizioni che Tu ci dai, il sole, la pioggia, le amicizie, la Tua Chiesa, Signore. Ma soprattutto grazie, Padre, perché un giorno hai inviato il Tuo Figlio, Lui che, essendo Dio, ha deciso di non essere uguale a Dio, ha sofferto a posto nostro, ha pagato il prezzo, Signore. Il suo sangue ci ha lavato, ci ha purificato. È per questo che possiamo essere qui a lodarti,
e innalzare il tuo nome, Signore. Grazie per tutto quello che hai fatto nelle nostre vite. Grazie per quello che stai facendo nelle nostre vite e anche per quello che farà ancora, Signore. Tu sei sovrano, Padre. Aiutaci a deporre le nostre speranze, la nostra gioia, i nostri pensieri in tuo Figlio, Padre. Grazie di tutto. In nome di Gesù. Amen. Facciamo così. Laura e Lucas hanno preparato questo murale, si può chiamare così? La lavagna. E dov'è Laura? Ci sono alcune pene. Alzatevi. Quelli che vogliono vanno lì, prendi una penna e scrivi qualcosina, un motivo di ringraziamento. Non serve mettere il tuo nome, a meno che tu non voglia, ma metti lì un ringraziamento di qualcosa che Dio ha fatto nella tua vita, una alla volta. Vai ragazzi. Vai Lucas.
non c'è nulla che sia che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua e solo con te sento l'amore che porta alla libertà e la vergogna disfa. La presenza tua Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te, Santo Spirito, vieni su
un altro momento speciale che abbiamo il privilegio di avere, ricordando sempre dell'opera di Cristo sulla croce e di come famiglia, fratelli in Cristo Gesù, poter partecipare della cena del Signore. Chris e Monique, sedetevi. La cena, nonostante sia un momento molto speciale per la vita di un cristiano, è un momento che dobbiamo farlo consapevoli di quello che significa. È un momento che appartiene a coloro che hanno il privilegio di chiamare Dio di Padre. Perciò, se questo è il tuo caso, se hai già consegnato la tua vita a Cristo Gesù e vuoi partecipare della cena, vi chiedo di alzarsi. Cris e Monique mi aiuteranno a distribuire il pane e il calice. Vai. Tutto ciò che hai fatto, tutto ciò che farai, le tue promesse per ciò che sei, io ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore. Ti ringrazio,
Paolo, quando ha parlato della cena alla chiesa di Corinto, ha detto così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Mangiamo il pane. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Beviamo. Grazie Padre, grazie per il prezioso sangue di Cristo Gesù, che ci ha lavato, ci ha purificato di tutta l'ingiustizia. Grazie per il suo sacrificio, grazie per il privilegio di appartenere al tuo corpo. In nome di Cristo Gesù, amen. Bene. Stasera avremo un momento di comunione insieme. Abbiamo portato da mangiare, da bere, giusto? Quindi spero possiamo avere un momento insieme, un momento di condivisione, un momento di amicizia. Ricordando sempre che Dio è insieme a noi. E essere qui come Chiesa, come fratelli, è una delle tante benedizioni che Lui ci ha dato. Amen. Preghiamo per finire il culto. Grazie Padre. Grazie per questo privilegio di riunirsi come Chiesa per offrirti culto, Signore. Grazie perché Tu hai parlato al nostro cuore. Grazie perché Tu sei santo, Signore. Uguale a te non c'è nessun altro. Grazie perché ci hai dato il tuo figlio. Grazie perché ci hai amato. Grazie perché nonostante non meritassimo, tu ti benedici ogni giorno, Signore. Grazie di tutto. Amen. Amen. I vostri occhi alzati verso il re.
a tutti, buonasera a tutti. Ciao!